L'avevano annunciata da giorni. Nel pomeriggio, in ritardo di qualche ora, la perturbazione, già accompagnata da raffiche di bora, è arrivata a Trieste, con primi fiocchi di neve poco dopo le 16. Neve e maltempo caratterizzeranno le prossime ore in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma la città più interessata ai fenomeni sarà il capoluogo giuliano, con raffiche di bora previste oltre i 100 km orari. Sabato una parziale tregua, ma domenica, giorno del voto, potrebbe esserci il rischio concreto di ghiaccio al suolo. La depressione che è arrivata dalla Russia sta portando un peggioramento anche sul Friuli Venezia Giulia. Ci aspettiamo più nuvole e la possibilità di neve nella serata e nella notte. Questa nevicata però sembra essere piuttosto debole su gran parte della regione, quindi si parla di pochi centimetri, quello che i modelli prevedono, e un po' di più sulla parte orientale, soprattutto in provincia di Trieste e sul Tarvisiano. Un peggioramento più deciso è previsto in questo momento per domenica, con nevicate anche abbondanti in montagna e probabilmente pioggia sotto i 300 metri di quota. Tutta la regione si prepara per fronteggiare i rischi del maltempo. A Trieste si sono svolte alcune riunioni operative fra comune, prefettura, polizia locale e protezione civile. Il piano neve è operativo, spiega l'assessore comunale alla sicurezza Fabiana Martini, e la situazione sarà aggiornata costantemente. Le scuole domani resteranno aperte e il comune si sta attivando per garantire a tutti domenica l'accesso ai seggi per le elezioni. Già attivati i punti di distribuzione del sale, sono pronti ad intervenire mezzi speciali della Cegas, polizia locale, volontari della protezione civile e vigili del fuoco.